malcontenta l'ultima tappa dell'interminabile odissea dei 54 profughi che hanno lasciato 2 giorni fa la base di Conetta per mettersi in marcia lungo le strade del Veneto. Piove di Sacco, Padova e poi Rubano, alla fine sono arrivati dove volevano, nel comune di Venezia. Nel centro civico della frazione, messo a disposizione dal vice sindaco Luciana Colle grazie all'intercessione del presidente della municipalità Gianfranco Bettin, i migranti hanno ricevuto la visita del prefetto di Venezia Carlo Boffi, che ha intavolato con loro una lunga trattativa. Ci rendiamo perfettamente conto che la situazione dei grandi hub non è l'ideale, c'è il massimo impegno da parte di noi tutti e del Ministro di alleggerire, svuotare completamente strutture come quelle di Cona e chiuderle definitivamente, ma tutto questo è possibile qualora che ci sia una offerta di situazioni alloggiative. Il prefetto ha chiesto ai migranti di tornare a Cona per non perdere lo status di richiedenti asilo. Il trasferimento di altre 100 persone dalla base militare dovrebbe essere organizzato nei prossimi giorni. Nessuna garanzia però che tra questi ci saranno i partecipanti alla protesta. Io devo far rispettare il principio dell'anzianità di permanenza nella struttura. Le regole ritengo che debbano essere rispettate. Condizioni ritenute inaccettabili dai profughi che hanno discusso tra loro prima di opporre un secco rifiuto. Non vogliamo vedere Cona mai più, scandisce tra gli applausi il portavoce della protesta. Se ci rimandate lì ucciderete il nostro spirito. Questi ragazzi hanno paura di morire perché sono giovani, non possiamo che i ragazzi rimangano a Cona nella stessa condizione per continuare a morire. Abbiamo bisogno di vivere come voi, vogliamo andare nei centri città.